La dieta mediterranea, dichiarata patrimonio immateriale universale dall'UNESCO per i suoi principi salutari, è da sempre alla base dell'alimentazione dei veneziani e dei veneti. Se il pesce era l'alimento principe degli abitanti della laguna, l'abbondante consumo di frutta e verdura è testimoniato fin dall'antichità e si ripercuote tuttora, secondo il rituale delle stagioni, nelle abitudini alimentari e nella gastronomia. Ogni giorno i barconi carichi di fragranze vegetali partivano all'alba dall'isola di Sant'Erasmo, l'orto di Venezia, e approdavano alle rive dei canali per vendere ai veneziani il loro prezioso carico. Esistono testimonianze vive ancora oggi, come il barcone che ogni giorno, al Ponte dei Pugni, nei pressi dell'animato Campo Santa Margherita, offre a cittadini e turisti frutta e verdure di ogni genere. Tra queste, i piccoli e pregiati carciofi denominati castraore, presidio slow food. Oggi l'orto frutticoltura veneta è una realtà produttiva moderna, controllata e garantita in tutte le fasi della filiera, dalla conservazione del germoplasma delle varietà venete al controllo sanitario in vivaio, che aumenta l'autodifesa delle piante da virus e malattie. In campo si seguono tecniche di coltivazione e di difesa fitosanitaria che rispettano il paesaggio, l'ambiente e le risorse naturali di aria, acqua e suolo. Una cura per il prodotto e per le sue caratteristiche che continua in tutte le fasi, fino alla sua raccolta e commercializzazione. Un'attenzione garantita ai consumatori attraverso varie tipologie di certificazione, da quella biologica al Biodiversity France, fino al metodo di produzione integrata riconoscibile in Veneto con il marchio Qualità Verificata, QV, promosso dalla Regione Veneto. Il Veneto è oggi la quinta regione italiana per produzione di frutta, con un fatturato di 237 milioni di euro l'anno. Il 72% della frutta veneta è prodotta nel Veronese, al secondo posto la provincia di Rovigo. Sul totale della superficie frutticola, 5.600 ettari sono coltivati a melo, 3.200 a pero, 2.200 a ciliegio, oltre 2.000 a pesco, 1.300 a nettarine. Circa 3.500 ettari sono dedicati alla produzione di actinidia o kiwi, particolarità che dimostra come una specie importata da terre lontane possa adattarsi con ottimi risultati al territorio, assumendo caratteristiche peculiari di gusto e di eccellenza. L'orticoltura veneta copre 31.000 ettari complessivi di territorio, dei quali solo 3.500 sotto serra. Una produzione che fa della naturalità, genuinità del prodotto e rispetto del paesaggio circostante il proprio valore caratteristico. I 600 milioni di euro l'anno di produzione equivalgono a circa il 10% del valore dell'intero comparto agricolo regionale. Ben 9.000 ettari sono coltivati a radicchio, prodotto leader del Veneto, che è il primo produttore al mondo per radicchi rossi, con 4 IGP riconosciute. 2.300 ettari sono coltivati a patate, 1.600 ad asparagi, 1.500 circa ciascuno a insalate da taglio e fagiolini. Lo spettacolo dell'arco collinare che passa a nord di Verona, Vicenza e Treviso con la fioritura dei ciliegi è unico al mondo. Qui prosperano molte varietà autoctone e tradizionali, come la mora di Cazzano, le ciliegie di Marostica IGP, quelle dei Colli Asolani e del Montello. Ottime caratteristiche organolettiche che le rendono apprezzate anche nei mercati esteri più esigenti. Buona resistenza ai viaggi e buona durevolezza, resistenza alle manipolazioni, alla conservazione e ai trasporti caratterizzano queste pregiate varietà. Nel Veronese, la selezione genetica ha prodotto da alcuni anni una nuova fragola, la varietà Garda, che risponde a tutti i parametri richiesti dal consumatore. Sapore dolce, polpa consistente, colore rosso brillante e intenso, lunga durata di conservazione e, soprattutto, un'aromaticità che garantisce al consumatore un gusto come quello di una volta. 15 sono le produzioni ortofrutticole riconosciute dalla Comunità Europea come denominazioni d'origine DOP o indicazioni geografiche IGP. Tra i frutti la ciliegia di Marostica, la pesca di Verona, il marrone di Combay, quello di San Zeno e quello del Monfenera. Tra gli ortaggi l'aglio bianco polesano, gli asparagi di Cimadolmo, di Badoere e di Bassano, il fagiolo della vallata bellunese, l'insalata di Lusia, i radicchi di Chioggia, Verona, rosso di Treviso e il variegato di Castelfranco. Una vera esclusività è l'asparago bianco, specie nelle coltivazioni a denominazione protetta di Cimadolmo e Badoere nel Trevigiano e di Bassano del Grappa nel Vicentino.
cresce sotto appositi tumuli di terra sabbiosa al riparo dalla luce del sole e va colto con tempestività a mano non appena spunta il turione o cima dal terreno, perché l'esposizione alla luce lo farebbe subito colorare di verde. Il radicchio tardivo di Treviso è il radicchio principe del Veneto. La sua produzione non si ferma alla raccolta in campo, ma prosegue con una tecnica unica di imbianchimento naturale, un processo di rigermogliamento nel cuore dei cespi, che vengono legati singolarmente per non far penetrare la luce, posti in vasche d'acqua di falda a luce e temperatura controllata. Questo consente di farlo rinascere esaltandone colore, gusto leggermente amarognolo e grande croccantezza. Gli chef di tutto il mondo lo hanno eletto a prodotto gourmet. Il Veneto conta anche 110 prodotti ortofrutticoli qualificati come tradizionali, a dimostrazione del valore, della tradizione e dello stretto legame con il territorio che, ancora una volta, caratterizza questa produzione regionale. L'orticoltura veneta è ricca di innumerevoli prodotti, tanto che risulta difficile citarli tutti, dal pomodoro del Cavallino, apprezzato dai numerosi turisti che affollano d'estate il litorale veneziano, alle zucche di Chioggia, dai peperoni di Zero Branco alle patate coltivate in diverse località del Veneto, dalle cipolle alle carote. Ben il 70% della produzione nazionale di funghi proviene dal Veneto. Partendo dalla tradizione della raccolta e cucina tipica dei funghi spontanei, si è sviluppata una tecnologia di produzione innovativa in celle climatiche controllate che ha fatto del Veneto un leader nazionale. I mercati all'ingrosso di Verona, Padova e Treviso concentrano l'80% dell'ortofrutta commercializzata. Sono punti di raccolta e smistamento e importanti piattaforme logistiche non solo per la frutta e la verdura del Veneto, ma per quelle provenienti da tutta Italia e dall'estero, porte di partenza per tutti i mercati mondiali e in particolare del nord-est europeo. Infine, la trasformazione, marmellate, conserve, verdure sotto vetro o in barattolo, prodotti di quarta e quinta gamma, è molto attiva, grazie ad aziende che hanno investito e investono moltissimo sull'innovazione per offrire il sapore della tradizione.